È stato celebrato con una messa e una processione l'80° anniversario del martirio del venerabile padre Placido Cortese, frate del santo, torturato e ucciso nel bunker della Gestapo di piazza Oberdan a Trieste nel 1944. Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, il frate, nato sull'isola di Cherso nel 1907, si impegnò per aiutare sbandati ebrei e ricercati dal regime nazifascista. Ieri una messa per ricordarne il martirio celebrata da Sua Eminenza, Monsignor Franz Šustak, vescovo ausiliare di Lubiana e segretario generale della Conferenza Episcopale Slovena. Oggi ricordiamo in particolare padre Placido Cortese, uno dei martiri del XX secolo, un nobile filantropo che per l'amore di Dio scelse di amare attivamente il prossimo bisognoso e che morì nel 1944 come vittima dei nazisti all'età di 37 anni. Durante la guerra aiutò disinteressatamente i detenuti dei campi, molti rifugiati e profughi, bruciandosi letteralmente. Quando fu arrestato dai tedeschi, fu orribilmente torturato a Trieste. Fu ucciso nello stabilimento in piazza Orbedan in Trieste. Nel chiostro della Magnolia, intanto, prosegue fino al 15 gennaio la mostra fotografica Nel mio cuore come una ferita, che ricorda una pagina di storia per lo più sconosciuta ai padovani, quella del campo di concentramento di Chiesa Nuova, uno dei molti sparsi in tutta Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, dove operò, tra gli altri, anche padre Placido Cortese, all'epoca direttore del mensile Il Messaggero di Sant'Antonio.